Al via lavori a Palma di Montichiaro di rifacimento del centro storico cittadino per la nuova piazza Matteotti, grande soddisfazione espressa dal sindaco Castellino per l'importante traguardo raggiunto, così come promesso una grande emozione vederci tutti qui insieme ad assistere a questo importante evento. Oggi, 25 settembre, come promesso, iniziano i lavori del nuovo centro storico e si parte da piazza Matteotti, luogo simbolo, luogo nevralgico della nostra città. È una grande emozione oggi vederci tutti qui, assessori, consiglieri, presidente del consiglio, collaboratori, dipendenti comunali, è veramente una grande emozione. Io all'età di 14-15 anni mi sedevo con i miei amici in questa piazza e speravo che un giorno fosse possibile averla riqualificata, più bella, più nuova, così come la mia città merita. Per me oggi è un'emozione particolare veder realizzato anche quel sogno che avevo da bambino. Ovviamente noi siamo ambasciatori di un progetto e siamo orgogliosi di poterlo fare, ma il merito va condiviso con tutta la squadra, dai dipendenti, ai dirigenti, ai consiglieri comunali, agli assessori, ai collaboratori. Siamo un'unica squadra e il risultato si raggiunge perché lavoriamo come in realtà siamo un'unica forza, un'unica realtà che sogna e sta realizzando una Palma diversa. Un ringraziamento d'obbligo al oggi ministro, all'epoca presidente Musumeci, che insieme all'assessore Falcone, all'epoca alle infrastrutture, oggi al bilancio, e al vicepresidente, all'epoca vicepresidente dell'Assemblea regionale, onorevole Roberto Di Mauro, oggi assessore all'energia, hanno consentito l'inizio e il raggiungimento di questo traguardo, portato avanti con la stessa forza dal presidente Schifani e dall'assessore Alessandro Aricò. La sinergia, il voler bene a un territorio, la presenza di uomini che amano il loro lavoro e la loro realtà consente di realizzare i nostri sogni. La Regione, il Governo nazionale, il Governo del Paese, uniti a servizio dei nostri territori. E noi oggi con orgoglio ne siamo prova tangibile che quando si lavora seriamente, con onestà e impegno e si portano avanti le battaglie sane, i sogni si realizzano.